Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini, viandanti, ben ritrovati. Martedì 5 novembre, probabilmente la riconoscete questa importante e famosissima croce alle mie spalle. Comunque vedete Fabio con la giacca a vento, io in maniche corte. Fabio, dove siamo arrivati stamattina? Caro Dario, stamattina finalmente siamo arrivati a Cima di Cece, a quota 2754 metri. La vedete qua? In una giornata spettacolare, a dir poco meravigliosa, siamo saliti da Canal San Bovo. Non da Refavaglie, da Canal San Bovo, quindi sono 12 km per 1700 metri di dislivello. Sì, la giornata è bella, non è proprio limpidissima, ci sono un velo di nuvole, però le montagne qui attorno si vedono tutte. Che davvero. panorama Dario stamattina. Che panorama strepitoso, merita. Adesso ci attende un lungo rientro perché in tutto devono essere 25 km per ritornare giù dove abbiamo lasciato la macchina. Da Cima Cece è tutto, un saluto e buona montagna a tutti cari amici. Ciao! Ciao! Buonasera cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Siamo al termine della nostra bellissima e lunga escursione. Oddio, non è proprio al termine perché ci mancano ancora 5-6 km, comunque tutti su comoda strada carrabile. Dopo essere scesi da Cima di Cece per Forcella Valmaggiore e quindi il Bivacco Paolo e Nicola, siamo saliti
a Forcella dei Paradisi e da lì abbiamo proseguito fermandoci per contemplare il bellissimo tramonto dei Lagorai. Abbiamo proseguito fino a Malga Fossernica di Fuori e adesso stiamo scendendo in direzione di Caoria. Bellissima escursione, certo molto lunga da fare soprattutto in estate, però anche qui con il frontalino si può camminare bene. Fabio, soddisfatto? Estremamente soddisfatto, caro Dario. Pensiamo stamattina quando siamo partiti al Pont Stel, quando siamo arrivati su, e ci siamo veramente ammirati gli occhi. È stata una giornata estremamente positiva. Finalmente abbiamo goduto di un paesaggio meraviglioso e poi le immagini diranno tutto. Diranno tutto, certamente. E comunque valeva la pena, ecco, anche portarsi la pila. Sì, l'unica cosa, ecco, sia per altimetria e anche Per lunghezza. Bisogna fare attenzione. È stata una bellissima giornata. Ci vediamo alla prossima. Ciao cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, alla prossima, ciao! Ciao!